Laciosac, facile da legare e niente gocce. Virosac ti semplifica la vita. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Eclisse, contro telai per porte a scomparsa. Tempo di giardinaggio da Sergio Bassan. Trattori per passione dal 1957. Ti aspettiamo nelle nostre sedi. Ivo Fontana arreda tutta la tua casa al prezzo che decidi tu. A Ponte nelle Alpi, Belluno. Don Bruno, signore, signori, autorità, alpini, gente delle terre del Cima, signori sindaci e a voi telespettatori, il nostro affettuoso ma non per questo meno reverente saluto. Bentrovati, benvenuti a tutti. State gremendo il Duomo, è un'immagine meravigliosa ed è l'indice di attesa per una serata così particolare e così puntuale sul tema del nostro raduno che vede le sezioni del Veneto, del Friuli e del Trentino Alto Adige incontrarsi proprio qua nella città del Cima per rivivere i momenti di ricordo, di allegria, ma soprattutto di impegno che caratterizzano e contraddistinguono l'Associazione Nazionale Alpini. Ci troviamo esattamente in Contrada Granda, tra Porta Dante e Piazza Cima, nel cuore religioso, artistico, storico e architettonico della città. Proprio qui, tra le tante opere di pregevolissima fattura che compongono gli arredi e il patrimonio iconografico del Duomo, si conserva e si ammira la pala d'altare di Giovan Battista Cima, la pala intitolata Madonna in trono con bambino, angeli e santi, fin dal 1492 fa da corona a questo magnifico luogo di culto e di cerimonie. Abbiamo avuto modo di ascoltare l'invito e il saluto affettuoso da parte di Don Bruno, il parroco del Duomo di Conegliano, Don Bruno che ci ha invitato ad avere rispetto e a godere appieno di questo concerto. Un concerto che abbiamo fortemente voluto per festeggiare i 90 anni della Costituzione proprio qua a Conegliano, della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini, e lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Lo vogliamo fare per onorare i più di 5.500 iscritti alla nostra associazione qui a Conegliano, i 30 gruppi locali distribuiti sul territorio dei municipi che costituiscono il mandamento di Conegliano. Incontri di studio divulgativi all'interno delle scuole in merito alla storia degli alpini, ma poi ancora la pubblicazione di un libro che riassume e ricorda la vita di 90 anni trascorsi in questo contesto da parte degli alpini, uno spettacolo teatrale di grande impatto emotivo quest'inverno, una serata con il coro della Sata e una serata con una prestigiosa fanfara che porta ovunque il nome caro a noi della Brigata Alpina Cadore.
Abbiamo riconsegnato in occasione del 2 giugno alla città il lavoro di restauro del monumento ai caduti e il contesto urbano nel quale esso si trova, mettendo ancora una volta in luce la disponibilità e la volontà da parte degli alpini e della nostra associazione di ricordare i morti aiutando i vivi, lasciare testimonianza e concretezza del nostro essere e del nostro agire. Ora siamo qua nel Duomo e siamo alle porte del grande raduno che domani travolgerà con la propria allegria la città e domenica si concluderà con la sfilata che è all'insegna del non dimenticare, un momento importante e un momento particolarmente sentito da tutti gli alpini. Cosa possiamo dire ancora di questa vita e di questa tensione che ci impegna e che ci occupa? Io non sono in grado di spiegarvelo, non ho parole adatte per raccontarvi e dirvi che cos'è l'alpinità. Non lo saprei proprio fare ed è per questo che abbiamo scelto di raccontarvelo attraverso un concerto con due cori che rappresentano i valori, il senso non solo dell'appartenenza al mondo degli alpini, ma il fortissimo senso di appartenenza alla nostra terra. Noi siamo convinti che questi luoghi ci appartengano intimamente e siano il nostro genius loci. È per questo che questa sera abbiamo con noi, e le voglio qua vicino a me, Sabrina Carraro e Simonetta Mandis, rigorosamente in ordine di anzianità come maestri di coro. Sono da anni impegnate nella diffusione del canto corale e della tradizione. Chi con il coro Col di Lana, espressione dell'Associazione Nazionale Alpini, in particolare del gruppo di Cozzuolo, la sezione di Vittorio Veneto, e chi dal 2006 rappresenta invece lo spirito e la voglia di cantare dell'Associazione Alpini, la sezione di Conegliano, espressione dell'area più liventina che coneglianese, ma sempre di alpini parliamo. Credo sia anche per voi una grande emozione essere qua in Duomo questa sera. Vi prego di uno scambio di battute con voi. Assolutamente, soprattutto quando si tratta di cantare gli alpini davanti agli alpini e ricordare cosa siano stati gli alpini e cosa siano tuttora, con sommo rispetto di tutti coloro che sono stati, di tutti coloro che sono caduti, soprattutto per darci quello che oggi noi abbiamo, questa nazione che vive in pace. Questo. Grazie Sabrina. Simonetta, una battuta anche per te. Io so che dal 2006 sei molto impegnata e assorbita dal lavoro con il coro Bedeschi, ma le soddisfazioni non mancano e soprattutto le lezioni concerto che tenete alle scuole sono diventate un fiore all'occhiello. È vero, ci teniamo molto proprio per continuare a ricordare e quindi per far rivivere insomma la nostra storia. Sì, mi sentite? Ecco. Dicevo che queste lezioni concerto per noi sono molto importanti, proprio per continuare a portare questo ricordo, queste pagine molto importanti della nostra storia, in maniera particolare in riferimento alla Grande Guerra che ha toccato il nostro territorio da vicino. Grazie. Grazie di questo scambio di battute. Io lascio che Sabrina raggiunga il coro Col di Lana, mentre invito Simonetta a rimanere e a chiamare il coro Bedeschi. Dei canti in programma,
non voglio togliervi il piacere e il privilegio di potervi abbandonare, chiudere gli occhi, ascoltare. Sarete voi a dare il colore e la profondità alle immagini che il vostro cuore e la vostra mente sapranno pescare dal passato e dal presente. Simonetta Mandis, il coro Vedeschi, con il primo brano in programma per loro questa sera, Laila O di Beppi De Marzi. Con la raccomandazione di riservare gli applausi a fine concerto, vi invito ad ascoltare Rifugio Bianco di Beppi De Marzi. Se zargaj
di Beppi De Marzi vi presentiamo L'ultima notte. Mormorando stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo. Avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa. Viene eseguito ora Improvviso, sempre di Beppi De Marzi. L'ombra che
nella versione del compositore Beppi De Marzi, Ave Maria. Di Beppi De Marzi, Benia Calastoria.
Amici miei, Amazing Grace di John Newton nell'armonizzazione del maestro Palladini. Cantate insieme.
Ha preso posto il coro Col di Lana e stavamo raccontando che la maestra Sabrina Carraro lo ha portato a varcare anche la soglia del nostro territorio per andare alla ricerca di prestigiose collaborazioni. Nel 2008, in occasione del 90° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, ha stretto un patto e ha realizzato un lavoro di grande interesse, ancora oggi molto apprezzato, e via via nel corso degli anni ha continuato a coltivare relazioni e rapporti di grande interesse e di grande spessore culturale. Questa sera da noi con un programma molto particolare, un programma che spazia attraverso autori più disparati e ci riporta anche alla consapevolezza di essere all'interno della Chiesa, di essere all'interno del Duomo, che pregare significa anche usare la voce, il canto, significa cantare, che si può pregare realizzando dentro di noi delle immagini che poi dobbiamo proiettare con il nostro agire e il nostro modo di essere. Attraverso il canto ci viene data la grande possibilità di costruire rapporti di amicizia, quali sono quelli che stringono tutti i coristi e tutti i cantori, quali sono rapporti di collaborazione, rapporti di vera indipendenza e di grande introspezione culturale. Verbum Caro di Louise Compré, il coro Col di Lana. Stelutis Alpinis nella elaborazione di Mario Lanaro.
con l'invito ad osservare il silenzio, in particolare durante l'esecuzione dei brani di Manolo Darold o Bon Jesu. Di Franz Libel, Ave Maria, Angelus Domini.
Di Giorgio Susana, Io resto qui, addio. Di Manolo Darold, The Lord is my light.
di Mario Lanaro, Finché la notte. Come un viandante sperduto, chiedo, Signore, un conforto. Ti prego i tuoi per il mio ultimo, finché la notte non cada, finché la notte non cada. Dammi, 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 dammi. Dammi, Signore, dammi la strada, io che ho perduto ogni cosa. Dammi, Signore, dammi la strada, ascolta questo mio grido, il mio amarissimo chiamarissimo, devo tentare tanto corre che prima che scenda la notte, prima che scenda. Tu che del cuore profondo tutti i misteri conosciste, con la mia preghiera, se questa grazia concedi la notte finché la notte non cada, la notte finché la notte non cada. Dammi, 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 dammi. Dammi, Signore, dammi la forza di fare gli ultimi passi. Dammi, Signore, dammi la forza, fa che raggiunga la porta dove mi aspetta la sposa, che ha tutto il pianto negli occhi, tutto lo schianto nel cuore, prima che scenda la notte, prima che scenda, prima che scenda. Chiedo, Signore, dammi, ti prego,
Preghiera degli Alpini di Giovanni Veneri.
Signore e signori, il coro Ana Bedeschi, il coro Col di Lana, insieme con Signore delle Cime di Beppi De Marzi. Sabrina Carraro, Simonetta Mandis, il coro Col di Lana e il coro Bedeschi. Cosa aggiungere? Grazie, grazie di cuore, grazie infinite. La tentazione è grande. Io chiedo per tutti, se ci regalate ancora un ultimo brano, andremo contenti.
Laciosac, facile da legare e niente gocce. Virosac ti semplifica la vita. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Eclisse, contro telai per porte a scomparsa. È tempo di giardinaggio da Sergio Bassan. Trattori per passione dal 1957. Ti aspettiamo nelle nostre sedi. Ivo Fontana arreda tutta la tua casa al prezzo che decidi tu. A Ponte nelle Alpi, Belluno.